C'era un giorno un uomo andò incontro a Gesù, era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore, io so che non c'è uno che possa andare all'infuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore, perché anch'io sono un uomo e so quello che fa, e se dico ad un soldato devi andare di là, ma un mio servo fa questo, egli pure lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore, rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare, e quel servo guarì. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire, ma che cresca ogni giorno la mia fede per te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire, ma che cresca ogni giorno la mia fede per te, ma che cresca ogni giorno la mia fede per te, ma che cresca ogni giorno la mia fede per te, la mia fede per te.